Ben trovati amici della Wii Sport, siamo alla 10ª giornata del campionato giovanissimi regionali e per il girone C con le nostre telecamere siamo al Gepi Faranda di Patti, dove Nuova Rinascita e Città di Messina scendono in campo. Da una parte Mister Fiumara e i suoi che hanno raccolto una vittoria importante la scorsa giornata, quella per 1-0 nel derby contro il Messina, affrontano una Nuova Rinascita che ha giovato del turno di riposo della scorsa settimana. Vediamo i 22 scelti dai due allenatori, partendo dalla Città di Messina che schiera con il numero 1 Gaetano Frisone, 2 Pelizzieri, 3 D'Angelo, 4 Manetta, 5 Venuti, 6 Gugliandolo, 7 Majorana, 8 Scarfì, 9 Fiumara, 10 Maceli, 11 Galletta. Dall'altra parte risponde la Nuova Rinascita con il numero 1 Milone, 2 Olivo, 3 Collo Rafi, 4 Cannizzo, 5 Paradore, 6 Donzi, 7 Furnari, 8 Crisafulli, 9 Giardina, 10 Scardine, 11 Cipriano. In maglia blu a inserti bianchi i padroni di casa che battono il primo possesso della partita e attaccano da sinistra verso destra dei vostri videoschermi. Risponde il Città di Messina in maglia rossa a inserti gialli e pantaloncini blu e attaccherà da destra verso sinistra, ma la prima occasione è subito per la Nuova Rinascita. Ci prova con il lancio verso Giardina il numero 10 padrone di casa Scardino, che però non riesce a trovare il compagno grazie all'uscita da parte di Frisone. Poco dopo, ancora una volta pericolosa la Nuova Rinascita Patti, che però non riesce a concretizzare l'azione offensiva. Ancora un tentativo dalla distanza per i padroni di casa grazie al proprio numero 4 Cannizzo, che però non inquadra la porta. La prima occasione però è quella giusta per il Città di Messina, pallone messo dentro, girata acrobatica da parte di Venuti e il Città di Messina al 18esimo si porta in vantaggio sulla Nuova Rinascita. Festeggia così il centrale difensivo di Mister Fiumara con la dedica verso il dimissionario Alessi, dirigente delle Città di Messina, che in settimana ha abbandonato la società giallorossa. Prova subito a reagire la Nuova Rinascita al vantaggio delle città con il pallone che finisce in area di rigore. C'è un batte al limite, poi c'è la conclusione verso la porta di Frisone, che però riesce a far sua la sfera. Il Città di Messina è costretto ancora a difendersi. Poco dopo infatti c'è una verticalizzazione, errore da parte della difesa giallorossa, il pallone entra in area di rigore, la conclusione che però va alta. Stavolta la Nuova Rinascita ci è andata veramente vicina di un soffio grazie al proprio numero 10 Scardino. Il Città di Messina prova a uscire, prova a reagire sull'auto di destra, il pallone viene messo in mezzo, il tentativo di inserimento da parte di Majorana viene vanificato dall'uscita del portiere Milone. Ancora dall'altra parte Giardina che fa sportellate con tutta la difesa del Città di Messina, prova la conclusione, mandando però il pallone al lato. Sarà di lì a poco duplice fischio del direttore di gara che manda le due squadre a riposo. Ricordiamo il parziale che vede il Città di Messina vincere sul campo della Nuova Rinascita Patti grazie all'1-0 firmato al 18esimo minuto da Venuti. Per lui stagione da incorniciare fino a questo momento, svariate le presenze anche con la formazione allievi di Mister Cosimini. Sicuramente uno dei migliori prodotti del vivaio giallo-rosso che stiamo apprezzando in queste settimane. Poi il Città di Messina inizio secondo tempo ci prova, qui in qualche modo riesce a liberare la difesa della Nuova Rinascita. Ci hanno provato Maceli e Galletta in questo caso, poi avvicendamento per Mister Fiumara, infatti esce Gaetano Frisone ed entra Edoardo, un altro dei portieri sicuramente più in vista del settore giovanile delle Città di Messina, che rischia il gol del 2-0 poco dopo grazie all'inserimento di Manetta, che su calcio punizione però non riesce a trovare l'appuntamento con il gol. Poco dopo la Nuova Rinascita grazie a Giardina a provarci l'uscita, però in presa bassa da parte di Frisone evita guai peggiori. Alla propria porta entra anche Gemellaro nelle fila del Città di Messina, che però dovrà confrontarsi con l'attacco della Nuova Rinascita, che trova il gol del pareggio grazie a Giardina, probabilmente partito più avanti rispetto alla linea difensiva delle città il numero 9 della Nuova Rinascita, ma per il direttore di gara è tutto regolare e arriva al pareggio la squadra di casa grazie al proprio numero 9. Il Città di Messina vuole i 3 punti, ci proverà poco dopo con il tentativo personale da parte del numero 10 Maceli, poi il pallone finisce in area di rigore, viene atterrato così il numero 7 Majorana. Per il direttore di gara però non c'è nulla, anzi c'è fuori gioco per il giocatore giallo-rosso. Poi un calcio di punizione proprio per il Città di Messina, che per poco non beffa il portiere Milone. La trasformazione era stata di Maceli in questo caso. Poi ancora una verticalizzazione per Giardina, impreparata qui la difesa del Città di Messina, riesce a togliere le castagne dal fuoco
il neoentrato Edoardo Frisone. Ancora un cambio per mister Fiumara, che fa entrare in campo il numero 14 Spadaro, ma di lì a poco arriva anche il triplice fischio di Messina. Torna con un punto dal Gepi Faranda grazie a questo 1-1 contro la nuova rinascita, una prestazione sicuramente positiva dopo la vittoria della scorsa settimana nel derby. E allora amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caruè e alla prossima.